Buonasera. 3 anni fa mi è capitata l'avventura, la fortuna di occuparmi della Pala Gozzi, vale a dire la Sacra Conversazione, il grandioso dipinto della Madonna col Bambino, fra angeli musicanti, e i santi Francesco e Biagio con il Donatore Alvise Gozzi, che è uno dei capolavori, forse l'opera più prestigiosa, più importante della Pinacoteca Civica di Ancona. Me ne sono occupato in 2 occasioni ravvicinate, prima per una esposizione all'interno della Pinacoteca di Ancona che metteva a confronto questo grande dipinto di Tiziano all'incirca trentenne con un'altra opera anconetana, sempre di Tiziano, ma molto successiva, vale a dire la Grande Crocifissione, che in quel periodo era depositata presso la Pinacoteca, e successivamente la Pala Gozzi è stata ospite nella mia città, a Milano, nella prestigiosa occasione della mostra organizzata presso Palazzo Marino, la sede del municipio di Milano, durante il periodo natalizio. È stata un'occasione particolarmente felice, addirittura festosa, considerando che i visitatori si sono avvicinati ad una cifra tonda di quasi 100.000 persone. E in quelle occasioni ho potuto ammirare ancora più da vicino e ancora più profondamente questo grande, bellissimo dipinto, che ha una particolarità. È un dipinto che Tiziano ha vistosamente firmato e datato. E tra l'altro, curiosità, per l'unica volta in tutta la sua lunghissima carriera, Tiziano ha adottato per questo dipinto l'appellativo di Cadorinus. Tiziano proveniva da Pieve di Cadore e la data era proprio 1520, 500 anni fa. E questa ricorrenza, questa occasione, mi sembra possa essere utile per ricordare, in un anno che tutti noi abbiamo trascorso tra preoccupazioni, difficoltà, ostacoli e limitazioni, come 500 anni fa, mezzo millennio fa, all'epoca dell'esecuzione della Pala Gozzi, le cose non fossero affatto meglio. Anzi, il 1520 è stato per l'Italia e per l'Europa un anno particolarmente movimentato. E allora in questa breve conversazione vorrei invitarvi a ripercorrere, se desiderate, qualche tappa di questo anno così peculiare, così particolare. Per fare questo condividerò la presentazione in PowerPoint che ho predisposto e vediamo di metterla subito a disposizione, magari con questa funzione che ci aiuta a vederla anche meglio. Correva l'anno 1520. Questo è il cartellino, tecnicamente si definisce cartiglio, che Tiziano ha dipinto nella parte bassa della Pala Gozzi con il nome del committente, con la data in cifre latine e con la firma, come vedete in latino anche questa, Tizianus Cadorinus Pinxit. Questo anno 1520 è stato davvero un anno decisivo per la storia d'Europa. Gli artisti, soprattutto i più grandi artisti, i maestri italiani ed europei, qui stiamo vedendo un dipinto di Dürer, più sensibili, più intelligenti, più acuti, hanno saputo vedere e interpretare questo tempo. Per cominciare voglio ricordarvi appunto questo meraviglioso grande dipinto, questa spettacolare pala d'altare, lo ripeto, punto forte della visita alla Pinacoteca
di Ancona, pinacoteca che è intitolata al pittore Francesco Podesti, e qui vedete appunto l'allestimento abituale nella sala principale, nel salone d'onore al centro proprio della visita della pinacoteca, in ottima compagnia, perché come vedete da questa immagine accanto alla Pala Gozzi sono esposti altri due dipinti molto importanti del Cinquecento veneto: il ritratto del medico Francesco Arsilli, opera di Sebastiano Luciani, successivamente soprannominato Sebastiano del Piombo, e la vedete all'estrema destra dell'immagine, la Pala della Alabarda, un dipinto di Lorenzo Lotto, pittore del quale riparleremo. Ma voglio anche ricordare questa struttura espositiva e questa meravigliosa illuminazione che faceva proprio galleggiare questa Pala Gozzi come se fosse sospesa nell'aria all'interno della sala Alessi, di questa bella sala cinquecentesca del municipio di Milano. È stata un'occasione indimenticabile e davvero, credetemi, ancora oggi questo dipinto viene ricordato come una delle opere più preziose che sono state offerte ai milanesi e ai visitatori durante queste ricorrenti occasioni espositive. La Pala Gozzi ha alcune caratteristiche compositive molto interessanti, molto importanti. Il fatto che tutti i personaggi siano proposti sullo sfondo di un paesaggio aperto, panoramico, molto profondo, dove nell'estrema lontananza dell'orizzonte si riconosce la sagoma del bacino di San Marco di Venezia, ma la struttura compositiva di questo dipinto è affidata ai gesti, alle espressioni, agli sguardi vicendevoli dei vari personaggi che sono collegati fra loro da una stretta trama di relazioni. Questa è la parte alta con la Madonna, il bambino, gli angeli, e questi sono i personaggi invece della parte più terrena, un ispirato, nobile San Francesco che forse adombra anche un autoritratto di Tiziano intorno alla Trentina, e dalla parte opposta il donatore, il committente, che è questo mercante raguseo, un mercante di Dubrovnik, accompagnato dal santo protettore della città dalmata, vale a dire San Biagio, che gli indica con un gesto perentorio la Madonna. Siamo nel 1520 e Tiziano propone un nuovo modello per la pala d'altare, una pala d'altare in cui non conta più la struttura architettonica, la prospettiva costruita, ma la libertà della disposizione dei personaggi davanti al cielo aperto. L'anno dopo, nel 1521, Lorenzo Lotto, pittore molto amato nelle Marche e che nelle Marche ha trascorso diversi periodi della sua vita, della sua carriera, fino a morire presso il santuario della Santa Casa di Loreto, e vi ricordo che una pala d'altare di Lorenzo Lotto è proprio esposta di fianco alla Pala Gozzi nella Pinacoteca di Ancona, ma in queste date, intorno al 1520, Lorenzo Lotto era a Bergamo durante un lungo soggiorno di diversi anni nella città orobica, e a Bergamo nel 1521, quasi come una risposta alla Pala Gozzi, lascia questa bellissima pala di San Bernardino nella chiesa di San Bernardino a Bergamo, con gli angeli che cercano di tenere tesa in modo molto precario questo drappeggio, questa tenda verde sopra la testa della Madonna. E c'è anche questo personaggio molto particolare, molto forte, che è l'angelo ai piedi del trono della Madonna, che si volta verso di noi e che ci fulmina con questo sguardo appuntito. In questo stesso periodo Lorenzo Lotto stava realizzando i disegni, i cartoni
per le tarsie del coro di Santa Maria Maggiore a Bergamo. È la chiesa principale della città, in cima proprio a Bergamo Alta. E in queste tarsie l'Otto trasmette tutta una sapienza esoterica, particolare, insolita, ricca di riferimenti all'alchimia, con giochi di parole, con interpretazioni molto personali dei passaggi dell'Antico Testamento. E questa famosa riquadro, questo pannello che rappresenta proprio l'inizio della creazione da parte di Dio, ha questa scritta Chaos Magnum, questo grande caos, che è in un certo senso quasi una metafora di ciò che gli artisti, come dicevo prima, più sensibili e più aggiornati, come Tiziano e come Lorenzo Lotto, stavano proprio sentendo, avvertendo intorno a questa data. Il mondo stava cambiando. Vi mostro in questi primi minuti alcune altre opere sempre di Tiziano e sempre dell'anno 1520, il Polittico Averoldi, il Polittico con la Resurrezione di Cristo, che è tuttora conservato nella chiesa di origine, la chiesa di Santi Nazaro e Celso a Brescia, ed è un'opera molto meditata, molto complessa, avviata proprio nello stesso periodo della Pala Gozzi, e sempre per una città, diciamo, chiamiamola così, latamente di provincia, vale a dire Treviso. Ecco questa annunciazione che si trova sull'altare di una cappella del Duomo di Treviso, si chiama la Cappella Malchiostro, e l'architettura dipinta da Tiziano è molto simile all'architettura della cappella stessa. È come se Tiziano avesse voluto prolungare questa struttura architettonica dallo spazio reale della cappella allo spazio illusorio del dipinto. Sulle pareti della cappella un altro pittore, vale a dire Giovanni Antonio da Pordenone, ha dipinto varie scene, tra cui questa grandiosa, spettacolare Adorazione dei Magi, un dipinto carico di animazione, è un affresco, vedete i colori sono più tenui rispetto a quelli delle pale d'altare. Qui si legge bene anche la dedicazione e la data, Broccardo Malchiostro, che era il committente, e la data 1520, la stessa data della Pala Gozzi e la data in cui Pordenone, dopo gli affreschi di Treviso, si trasferisce a Cremona e a Cremona dipinge questa grandiosa, spettacolare, ma anche intensamente drammatica crocifissione sulla controfacciata del Duomo di Cremona. Come vedete, ci sono delle novità che si stanno producendo proprio in questo stesso periodo. È un momento molto intenso per la storia d'Italia. Siamo nel cuore di quella fase particolarmente drammatica che viene chiamata la fase delle guerre d'Italia. Dalla fine del 1400 fino al 1525, anno della battaglia di Pavia, per un quarto di secolo, per 25 anni, eserciti stranieri, soprattutto i due eserciti contrapposti dei francesi e degli spagnoli, si combattono con alterne vicende, con alterne fortune sul territorio italiano, e l'Italia viene insanguinata da una sequenza quasi continua di battaglie, di guerre, di eserciti in marcia, di devastazioni, di malattie. È un periodo altamente drammatico, è il periodo in cui nasce il modo di dire o Franza o Spagna purché se magna, che è una frasetta che viene a volte pronunciata quasi con un sorriso, come per dire, il solito cinismo, e invece dichiara e dimostra che in questo periodo letteralmente si moriva di fame. E la pittura italiana intorno al 1520 mostra dei segnali di intenso, di radicale rinnovamento, sia
nell'Italia settentrionale, con Tiziano, con Lotto, con Pordenone, poi vedremo anche con Gaudenzio Ferrari, sia nell'Italia centrale, dove un gruppo di giovani artisti stava proponendo un rinnovamento piuttosto radicale nella storia della pittura, e sono degli artisti fiorentini come Jacopo Pontormo, qui autore di questa grande lunetta nella Villa Medicea di Poggio a Caiano. È in singolare notare come proprio intorno al 1520 diversi pittori di varie città d'Italia sentano il desiderio di aprirsi verso la natura. Abbiamo visto la Pala Gozzi di Tiziano, vediamo la lunetta di Pontormo, ma possiamo proseguire sempre nel 1520 con la Camera della Badessa, questo preziosissimo, raffinato ambiente affrescato da Correggio a Parma per la badessa del convento di San Paolo, e anche qui c'è la simulazione di un grande pergolato di siepi intrecciate. Ecco, questa è un'altra immagine, e vicino a Parma l'allievo precoce e talentuoso di Correggio, vale a dire Parmigianino, dipinge questo ambiente, il Bagno di Diana, questo ambiente privato di piccole dimensioni ma di estrema raffinatezza, all'interno, nel cuore della Rocca San Vitale di Fontanellato, e di nuovo trasformando una sala di un castello, una sala di un edificio piuttosto massiccio, in un luogo aperto, in un pergolato di rose. Insomma, si sente, si percepisce un desiderio di evasione. L'arte deve descrivere, deve aprire nuovi orizzonti, aprire nuovi spazi, e d'altra parte le cose erano proprio cambiate l'anno prima. Nel 1519 erano usciti di scena due grandi protagonisti, un protagonista fondamentale nella storia dell'arte, vale a dire Leonardo da Vinci, che muore in Francia, in questa residenza di Clou, che gli era stata concessa dal re di Francia Francesco I, e sempre nel 1519 muore l'imperatore Massimiliano I d'Asburgo. Massimiliano d'Asburgo, che qui vediamo ritratto in un magnifico, magistrale disegno di Albrecht Dürer. Massimiliano d'Asburgo aveva forti legami con l'Italia, aveva sposato in prime nozze, in seconde nozze, una Sforza, e soprattutto aveva in qualche modo posto le basi per una dinastia imperiale. Fino a Massimiliano gli imperatori venivano eletti da un gruppo ristretto di 7 grandi elettori, e non si era consolidata una linea dinastica. Da Massimiliano d'Asburgo in poi, e soprattutto dal suo successore, di cui tra poco parleremo, invece si stabilisce proprio una casata, una linea di famiglia. E adesso io vi inviterei a seguire gli avvenimenti del 1520 seguendo una sorta di immaginario calendario. Immaginario, ma neanche tanto immaginario, perché vedrete che si tratta di date molto precise. Parleremo di alcuni fatti d'arte, ma soprattutto di fatti della storia, ricordandoci ancora una volta che il nostro punto di partenza è vedere un grande capolavoro come la Pala Gozzi di Ancona nel cuore, nel centro di un anno, di un periodo, di un tempo particolare. E allora vediamo un po' cosa succede nel marzo del 1520. Nel marzo del 1520 Michelangelo, che aveva dovuto a malincuore abbandonare il grandioso lavoro di scultura per la tomba di Papa Giulio II, è ormai rientrato a Firenze, e a Firenze Michelangelo viene
coinvolto nei lavori intorno alla Basilica di San Lorenzo. Fa una serie di progetti per la facciata, ma la facciata non prende avvio, e allora a partire dal marzo del 1520 Michelangelo si sposta nella parte opposta della chiesa, cioè verso il fondo, verso il transetto, e inizia a costruire, a realizzare la sagrestia nuova. La sagrestia nuova, che è il lavoro al quale Michelangelo si dedicherà praticamente per tutto il corso degli anni '20, e all'interno della quale si collocano le tombe medicee. È un ambiente formidabile, meraviglioso, ed è proprio veramente un'opera di fusione molto stretta tra architettura e scultura. Nel frattempo, a Roma è il periodo d'oro di Raffaello, che qui vedete in questo singolare, non notissimo autoritratto in secondo piano, un dipinto conservato al Louvre con Raffaello che si autoritrae insieme ad un amico, ma il 6 aprile, proprio la notte del Venerdì Santo, Raffaello, a soli 37 anni, muore dopo alcuni giorni di una febbre incoercibile, probabilmente legata alla malaria che aveva contratto ormai da alcuni anni. E Raffaello muore in questo cordoglio universale, lasciando incompiuta, o insomma quasi definitivamente terminata, ma non del tutto rifinita, questa ultima grande opera di pittura, vale a dire la grandiosa, la maestosa Pala della Trasfigurazione, che oggi si trova nella Pinacoteca Vaticana e che era stata avviata e concepita in rivalità con un altro grande dipinto, la Resurrezione di Lazzaro, eseguita da Sebastiano del Piombo. Vi ricordo che Sebastiano del Piombo è l'autore di quel ritratto che si trova ad Ancona, proprio di fianco alla Pala Gozzi, e Sebastiano del Piombo che dipinge questa affollata, spettacolare pala d'altare servendosi dei cartoni, dei disegni che gli aveva fornito Michelangelo. Era un confronto, una rivalità che era stata promossa dal cardinale Giulio de' Medici, il cugino del Papa in carica, e che 3 anni dopo diventerà a sua volta Papa con il nome di Clemente VII. Mi ha sempre colpito la coincidenza per cui in anni molto ravvicinati vediamo 2 grandi pittori, vale a dire Raffaello e Tiziano, cimentarsi in pale d'altare, il cui protagonista, in grandi pale d'altare, in cui il protagonista si libra in aria, si solleva in aria con dei gesti anche tutto sommato piuttosto simili. Ecco la trasfigurazione particolare del Cristo, della trasfigurazione di Raffaello, e il particolare della Madonna Assunta di Tiziano sull'altar maggiore della Basilica dei Frari a Venezia. La pala di Tiziano è terminata nel 1518, la trasfigurazione di Raffaello è eseguita nel 1520. Il 17 maggio del 1520, vale a dire poco più di un mese dopo la drammatica, precoce, inaspettata morte di Raffaello, al di là dell'Adriatico, un terremoto provoca dei danni molto gravi. Le cronache dell'epoca sono piuttosto esplicite da questo punto di vista, nel centro storico della bellissima Dubrovnik, l'antica Ragusa. Ragusa è una delle città commerciali, città fortificata, come vedete ancora oggi è un meraviglioso, integro centro storico, una delle più belle visite che si possano compiere lungo il litorale della Dalmazia, e è la città da cui proveniva il committente della pala di Ancona, Alvise Gozzi, e sappiamo dalle cronache che proprio le case, proprio le abitazioni della famiglia Gozzi subiscono dei danni molto gravi da questo terremoto.
C'è una ipotesi, secondo me, molto interessante, molto ragionevole, che alcuni dettagli della Pala di Ancona possano essere legati a questo evento, a questo avvenimento così drammatico, così luttuoso. Questo è il Papa in carica, Papa Leone X, che era, penso lo ricorderete, il secondogenito di Lorenzo il Magnifico, quindi un papa abituato a confrontarsi con letterati, con artisti, con uomini di cultura. Ebbene, Papa Leone X, dopo una serie di incontri, di contatti, di relazioni, di rapporti, di tentennamenti e di attese, il 15 giugno del 1520 prende la decisione di scomunicare il frate agostiniano Martin Lutero, il dottor Martin Lutero, che 3 anni prima, nel 1517, si era esposto, aveva esposto le proprie idee, le proprie riflessioni sulla dottrina della fede con le 95 tesi, questi 95 frasi, proponimenti, insomma, che aveva inchiodato, affisso sulla porta della cattedrale di Wittenberg in Bassa Sassonia. Insomma, dopo circa 3 anni, questa frizione tra le istanze rinnovatrici proposte da Lutero e la ortodossia cattolica, dapprima in ambito locale, in ambito tedesco, e a questo punto però sempre più aperta, insomma, verso l'intera cristianità, sta venendo al pettine. C'è una posizione intermedia che è quella del grande umanista del nord, Erasmo da Rotterdam, che condivide con Lutero molte idee, ma che decide di rimanere fedele alla Chiesa cattolica. Il 7 giugno 1520 c'è un avvenimento che rimane nella storia, un incontro diplomatico estremamente spettacolare. Siamo in una località vicino al litorale del Belgio e tra il re di Francia, Francesco I, e il re d'Inghilterra, Enrico VIII, si stabilisce un incontro, una relazione diplomatica che dura diversi giorni, ed è passato alla storia questo incontro come il campo del drappo d'oro, perché le due delegazioni, ciascuna delle due, quella francese e quella tedesca, quella inglese, formate da migliaia di persone, queste delegazioni occupano degli accampamenti fatti di tende, ma non dovete pensare a delle tende precarie e, come dire, un po' improvvisate, ma al contrario vengono costruite 2 vere e proprie spettacolari città posticce, città provvisorie, con uno sfarzo, con un lusso, con una spettacolarità davvero senza pari. Perché avviene questo incontro? Enrico VIII e Francesco I erano stati i 2 grandi sconfitti nelle elezioni imperiali. Dopo la morte di Massimiliano d'Asburgo, entrambi questi sovrani aspiravano a diventare imperatore, ma vengono sconfitti un po' quasi sorprendentemente, e a questo punto decidono di incontrarsi per stringere una alleanza fra questi 2 grandi regni delusi e contrastare il potere del nuovo imperatore. Sarà un'alleanza effimera, ma il contatto c'è stato ed è stato ai massimi livelli. Ecco le sembianze di Enrico VIII, della famiglia Tudor, e Francesco I di Valois. Enrico VIII e Francesco I erano entrambi
sovrani molto vistosi, di alta statura, di forte corporatura, di magnifico aspetto, di sontuoso gusto per gli abiti, per i gioielli, per lo sfarzo. Il loro rivale invece non aveva affatto il physique du rôle, era un ragazzo ancora molto giovane, era il nipote di Massimiliano d'Asburgo, aveva un aspetto fisico insignificante o addirittura un po' come dire sgradevole, ma aveva una finezza, una capacità, una tenacia, una profondità di giudizio che lo portò, e anche un sostegno economico bisogna dire, che lo portò a vincere le elezioni. Anche di lui tra poco riparleremo. Nello stesso mese di giugno, dall'altra parte del mondo, si sta compiendo il primo grande e drammatico atto di colonialismo, vale a dire la conquista da parte di un piccolo gruppo di avventurieri spagnoli del grande impero degli Aztechi. Il 29 giugno, durante una affollata, confusa manifestazione che si svolge nella piazza centrale della capitale dell'impero Mexica, dell'impero degli Aztechi, proprio sotto il palazzo imperiale, l'imperatore, si preferisce usare il termine di Tlaloani, Moctezuma II, in Europa viene per assonanza chiamato Montezuma II, viene colpito alla testa da un sasso, non si sa se scagliato da un suo suddito nel tumulto o se scagliato da uno dei conquistadores spagnoli, e muore. È una perdita gravissima, perché a questo punto la conquista dell'impero diventa ormai imminente, e arrivano anche in Europa delle immagini della capitale Tenochtitlan, sui cui resti è costruita l'attuale città del Messico, e Tenochtitlan viene raffigurata, viene celebrata come una città favolosa, meravigliosa, una sorta di altra Venezia su un altopiano, però non in riva al mare, perché Tenochtitlan era tutta circondata dalle acque, con dei lunghi ponti o dei passaggi sopraelevati, e nella parte centrale, nella parte degli edifici cerimoniali, era davvero indimenticabile, con questi grandi templi a piramide a gradoni. Quindi, questo per dire come il 1520 sia proprio un anno in cui si comincia a percepire in modo molto chiaro il concetto di conquiste di oltremare, e anche ad avere un contatto non con dei popoli sconosciuti e semi-selvaggi, ma con un grande impero strutturato, organizzato, con architetture grandiose, con una storia importante, secolare, con un grado di raffinatezza molto elevato. Arrivano in Europa proprio durante questa estate del 1520 i manufatti preziosi, le oreficerie forgiate dagli artisti aztechi, e tra i primi a vederle ci sarà Albrecht Dürer, che lascia di questi oggetti d'arte una descrizione di grande emozione e di grande palpitante bellezza. Dürer, che si avvicinava alla cinquantina e che sentiva quasi dolorosamente, questo è un suo autoritratto, come se fosse Cristo sofferente, un autoritratto del 1522, siamo quindi esattamente in questo stesso periodo. Dürer nel 1520 lascia la sua città, Norimberga, per la precisione il 12 di luglio, e si avvia per un lungo viaggio, un viaggio che attraverso diverse tappe lo porterà ad Anversa, nei Paesi Bassi,
E ecco, questo è un disegno proprio del porto di Anversa, eseguito da Dürer all'epoca del suo soggiorno appunto nei Paesi Bassi, e per circa un anno, anzi un anno abbondante, Dürer continuerà a muoversi tra le Fiandre, la Germania occidentale, il Lussemburgo, l'Olanda e così via. E diventa una testimonianza straordinaria questo viaggio, appunto questo soggiorno avvenuto tra il 1520, tra l'estate del 1520 e l'estate del 1521. Il 1° settembre, tra l'altro, del 1520, Dürer incontra a Bruxelles Erasmo da Rotterdam. È un incontro molto importante perché, vedete, Dürer, esattamente come Raffaello, Michelangelo, Leonardo e Tiziano, sentiva che il suo ruolo, il suo compito non era solo quello di essere un grande pittore, un grande artista, ma anche quello di avere una funzione intellettuale e diplomatica. Ed essendo tedesco, Dürer si sentiva coinvolto nelle questioni religiose, nelle proposte di Martin Lutero, nella crescente insoddisfazione dei suoi connazionali. L'incontro con Erasmo è anche contrassegnato da questo veloce ritratto, questo veloce disegno che ci riporta i tratti di questo arguto umanista. Ma una delle ragioni di questo viaggio nei Paesi Bassi per Dürer è anche quella di assistere alla incoronazione solenne di Carlo V. Questa incoronazione solenne avviene in un luogo molto particolare, avviene nella città di Aquisgrana, che è una città della Germania, ma in una posizione geografica, geostorica, vorrei dire, del tutto particolare, in un punto cardine tra la Germania, la Francia e il Belgio, e Carlo V viene incoronato in una struttura architettonica di grande significato simbolico. È la Cappella Palatina, costruita dal suo predecessore e omonimo Carlo Magno. E quindi nella cappella di Carlo Magno avviene l'incoronazione di Carlo V, il quale Carlo V aveva questo aspetto piuttosto sparuto, magretto, con soprattutto questa deformazione sgradevole della mascella inferiore, quindi con questa mascella sporgente, questo labbro penzulo che diventerà poi una caratteristica genetica degli Asburgo. Ma da questo momento in poi è ufficialmente il Sacro Romano Imperatore, aveva solo 20 anni, era nato nell'anno 1500 nella città di Gand. E questo è un disegno di Dürer che rappresenta appunto la piazza principale di Aquisgrana con la Cappella Palatina sullo sfondo, ed è di nuovo una delle testimonianze grafiche che Dürer ci ha lasciato di questo viaggio nei Paesi Bassi, e questa fotografia, insomma questa immagine dell'anno 1520. Personaggio importante in questa rete di relazioni è il cardinale Alberto di Brandeburgo. Alberto di Brandeburgo è il primate della Chiesa cattolica in Germania. Questo è un ritratto, una incisione di Dürer, ed è il personaggio che è il principale, il più diretto interlocutore di Lutero in Germania. Anche Alberto di Brandeburgo naturalmente partecipa all'incoronazione di Carlo V, ed è proprio in questa occasione anche che si incontra con Dürer. Il 3 ottobre ecco un altro grande sovrano entrare in scena, e sarà per molti decenni uno dei protagonisti assoluti della storia d'Europa, e possiamo parlare di Europa ma anche di Asia, perché è Solimano il Magnifico diventa sultano della Sublime Porta, cioè dell'impero ottomano, che aveva come capitale Costantinopoli, Istanbul.
Solimano il Magnifico sarà un inarrestabile conquistatore, compierà tutta una serie di campagne di conquista verso i Balcani, e la pressione dei turchi, degli ottomani, sembrerà quasi insostenibile, insopportabile per la vecchia Europa. In particolare Venezia si trova molto esposta di fronte all'espansionismo di Solimano il Magnifico, le cui campagne, le cui conquiste faranno crescere proprio la fama di invincibilità da parte dei turchi, in particolare del corpo scelto dell'esercito ottomano, vale a dire del corpo dei Giannizzeri. Ma vi dicevo che questo 1520 è stato proprio il primo anno di una vera globalizzazione. Ci spostiamo, come vedete, dall'altopiano del Messico all'impero ottomano, in questo complicato, complesso momento della storia d'Europa, ma dobbiamo dare anche un'occhiata in Scandinavia, quando nella notte tra la sera dell'8 e la mattina del 9 novembre, il re Cristiano di Danimarca compie un memorabile massacro. Questo ancora una volta è un disegno di Dürer, come vedete, proprio un po' il testimone privilegiato di questa epoca, dei nobili svedesi che erano riuniti a Stoccolma. Da questo massacro sfugge però Gustavo Vasa che scappa, questa ormai quasi inverno della Scandinavia, compie questa fuga che è diventata, insomma, la corsa dei Vasa, la Vasaloppet, ancora oggi una competizione, una gara di sci di fondo celebre in tutto il mondo, e sfuggendo da questo massacro darà l'avvio per una rivolta, diciamo, della Svezia e la liberazione della Svezia dalla dominazione danese. E questo siamo sempre nel 1520, e nel 1520, il 29 novembre, il navigatore portoghese Fernando Magalhães, conosciuto con, diciamo, la traslitterazione quasi latina, italianeggiante di Ferdinando Magellano, con una coraggiosa flottiglia scende lungo le coste dell'Argentina, raggiunge la punta della Patagonia e si apre la strada lungo lo stretto di Magellano, appunto, per risalire, per passare dall'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico. Si avvia a compiere la circumnavigazione del globo. È la globalizzazione, appunto, questa epoca nella quale, mezzo millennio dopo, ancora noi oggi stiamo vivendo, prende avvio proprio nell'anno 1520, nell'anno della Pala Gozzi di Ancona. Ma per finire questo anno dovrei aggiungere qualche ora o qualche giorno in più, perché il 3 gennaio del 1521 diventa esecutiva quella scomunica che 6 mesi prima era stata diciamo comminata a Lutero. Lutero aveva avuto 6 mesi di tempo per una eventuale ritrattazione, ma Lutero aveva deciso di no. Aveva detto: io sto qui, io resto fedele al Vangelo e non al Papa, e a questo punto la scomunica diventa ufficiale, prende effetto anche legale, e la frattura, la divisione tra la cristianità, diciamo, riformata e la cristianità cattolica diventa una frattura insanabile, e per alcuni anni sarà anche un fattore di aspre, sanguinose guerre nel cuore dell'Europa. Insomma, questa breve conversazione è stata pensata per darvi l'idea di quante cose siano successe, quanti fatti, quanti personaggi, quante situazioni si siano
proposte sulla scena dell'anno 1520 e di come un grande dipinto come la Pala di Ancona realizzata da Tiziano possa essere vista come un'immagine nella quale si riassumono molte di queste storie, molti di questi tracciati. Insomma, l'arte è emozione, l'arte è condivisione, ma l'arte è anche presenza sulla scena della storia. E da questo punto di vista la Pala di Ancona ha molte storie da raccontare e ha molta forza, molta importanza, molta voce in questo secolo, in questo tempo di 500 anni fa, ma che si rinnova ancora oggi. Grazie e molti auguri.